Proseguono a Lampedusa con successo le schiuse dei primi nidi di tartaruga marina caretta caretta, deposte a partire da giugno e costantemente monitorati e sorvegliati dal personale e dai volontari di Legambiente Sicilia, che gestisce la riserva naturale regionale Isola di Lampedusa. Quest'anno, afferma Legambiente, si è toccato il record storico e mai registrato in oltre 30 anni di monitoraggi di ben 15 nidi, di cui 11 sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli. Il massimo sinora si era avuto nel 2016 con 9 nidi in tutta l'isola. A oggi sono nate 583 piccole tartarughe che hanno raggiunto con successo il mare. Gli operatori della riserva naturale, subito dopo le deposizioni, avevano provveduto a recintare i nidi per garantire la salvaguardia delle uova. Questa attività rientra nel programma di monitoraggio portato avanti a Lampedusa da Legambiente e dalla riserva naturale su autorizzazione del Ministero e dell'ISPRA. La stagione riproduttiva è ancora lunga e nelle prossime notti molte altre tartarughe continueranno a nascere, verranno prelevati dati biometrici e un rapporto completo verrà presentato da Legambiente al termine della stagione riproduttiva a fine ottobre. Legambiente vuole quindi ringraziare la Guardia Costiera di Lampedusa per il supporto e la collaborazione avuta in questi mesi con le ordinanze a tutela dei siti di riproduzione esterni alla riserva naturale e auspica che i risultati positivi siano oggi ottenuti in termini di conservazione della natura e di regolamentazione della fruizione balneare, come il contingentamento degli accessi sulla spiaggia dei Conigli. E quindi Legambiente ringrazia anche il sostegno dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, siano di sprone per rafforzare le azioni di tutela ambientale ed estenderle all'intera fascia costiera dell'isola, sottoposta a numerose pressioni.